Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ieri ha annunciato l'attivazione della colonna mobile della Protezione Civile regionale del Veneto per portare aiuto alle zone alluvionate della Regione Marche. La disponibilità è stata data fin dal primo momento e il Veneto farà la sua parte. Ieri mattina è stato richiesto comunque ciò nel corso della riunione di coordinamento degli aiuti dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Questa mattina sono partite 50 persone, funzionari e volontari dirette a Senigallia. Si tratta di 7 squadre della Protezione Civile inviate dal Veneto, una per ciascuna provincia, ognuna composta da circa 6 o 7 volontari. Con sé ogni squadra avrà i mezzi necessari allo svuotamento di scantinati, alla pulizia di zone invaso dal fango, mezzi antincendio e mini pale per sgomberare il fango, un mezzo ribaltabile, un modulo antincendio boschivo per ripulire il fango e le attrezzature necessarie, come ad esempio bobcat e attrezzature utili alla rimozione di alberi o vecchi elettrodomestici andati persi nella piana dei fiumi. Ieri pomeriggio era partita una prima squadra scouting composta da un funzionario e 3 volontari per effettuare una prima ricognizione ed organizzare gli interventi. Luca Zaia ha affermato che seguirà tutte le operazioni tramite l'assessore regionale alla protezione civile e ha ribadito: il nostro impegno non si limita a un supporto tecnico, mettiamo a disposizione tutti i mezzi e gli uomini, che ringrazio per l'impegno, per sostenere gli amici delle Marche, per ripristinare la situazione nel più breve tempo possibile.